Mi scusi? Sì? Mi dice per favore, visto che io non ne ho fatto mai, che cosa è il sesso? Grazie per la domanda che mi dà l'opportunità di rispondere. Prego. Vedi il ragazzino? Sì. Tu devi sapere che nel mondo esiste la donna e esiste l'uomo. E fino a qua ci arrivo. Ora, non è che esiste la donna e esiste l'uomo solo perché la donna si va a tagliare i capelli da parrucchiere e l'uomo se li va a tagliare da barbiere. No! Sarebbe troppo facile. Esiste la donna e esiste l'uomo perché il buon Dio, nella sua infinita misericordia, Sì. attraverso il sesso che è frutto dell'amore, consente l'accoppiamento tra la donna e l'uomo che consente l'esistenza della nostra razza umana, perché stura se non c'era il sesso, io che non uomo finito. Perfetto. Quindi diciamo che serve Esatto. a portare avanti il genere umano. Ora giustamente lei mi può domandare, ma io che sesso non ne ho fatto mai? Sì. E non solo, ma manco ne voglio fare. Ma che mi interessa a me? Come capisco quando comincia il sesso? Vuole che le faccio quest'altra domanda? Mi domandi? Le faccio quest'altra domanda, è una seconda domanda. Mi può chiamare anche maestro. Va bene. Allora, mi scusi, maestro. Sì? Io che sesso non ne ho fatto mai, io l'ho detto già prima, ma lei lo ha detto anche a tutto il pubblico. Lo sanno tutti. Ecco, come faccio a capire, quando comincia il sesso? Lo comincia a capire dalla donna. Dalla donna, sì. Dalla donna. Sì. Perché se lei guarda la donna e l'uomo nudi, si accorge che c'è poco piccola differenza. Certo, sì. Se lei per esempio comincia dai capelli e comincia a guardare la donna, si accorge che questa donna ci ha i capelli come ce li ha l'uomo. Poi scende che c'ha la fronte così come ce l'ha l'uomo, che c'ha gli occhi così come ce l'ha l'uomo, che c'ha il naso e che c'ha la bocca che è quasi come quelle che c'ha l'uomo. Bene. Fino a che arriva a Babbaboccio. Fino a quando arriva a Babbaroccio. Al che? Fino a quando arriva a Bazzaboccio. Bazzaboccio, non capisco. Uvabbaboccio. Chi il babbaboccio? Ubecco. Fino a quando arriva a Il becco, il mento. Il mento. E allora dice, ma come non c'è nessuna differenza? Andiamo avanti. Come lei ancora scende nella donna attraverso il collo e arriva nel petto, ecco che si accorge che lì nel petto della donna ci sono come due spicchi di gobbe. Due gobbe, giusto. Come due spicchi di arance. Come due spicchi di mulinciana. Come due spicchi di pira. Come due spicchi di fico bafere. Come due spicchi di orecchie da canigaccia. Ognuno ha il suo modello. Ogni donna ha il suo modello. Ma guardi, ci stiamo veramente proprio declassando. Scendendo arriva attraverso la pancia dove ci trova l'ombelico che mia moglie, come lei sa, non ce l'ha. No, sua moglie l'ombelico ce l'ha. Non ce l'ho visto Lo deve mai. avere per forza, perché l'ombelico è il punto dove arriva il cordone ombelicale che collega la mamma con il nascituro. Vuol dire che è nata senza cordone. Non può essere. Cosa ne so? Non può essere. Guarderò meglio in mezzo alle sue 7 panze caiate. Guarderò meglio. Come lei scende sotto la sotto la pancia, si accorge che non c'è niente. C'è niente. C'è come una specie di errore che i capelli ci hanno cresciuto anche là. Proprio un errore che è successo. Quando lei guarda l'uomo, tutta la fronte, il naso, guarda la bocca fino a becco, mento, è uguale. Scende attraverso il petto e si accorge che lì dove nella donna c'erano le due arance, le due mele, fico, orecchie, nell'uomo non c'è niente. E allora giustamente uno dice, ma come il buon Dio ha fatto delle preferenze, ci ha dato alla donna qualche cosa di più che all'uomo non ci ha dato? No. Perché ecco che quando lei scende sotto la pancia, lì dove nella donna non c'era niente, nell'uomo c'è qualcosa. C'è qualche cosa, sì. Ecco che il buon Dio ha ristabilito equilibrio perfetto. Qualcosa e lì qualche altra cosa, vabbè. Donna e uomo. Ora lei dice, quando comincia il sesso? Lo capisce dalla donna. Ah sì? Perché la donna comincia all'improvviso. Questa è la donna che comincia. Lei dice, chi è? Sta piangendo? No. Mi viene il dubbio. Perché ce ne escono i lacrime, ma di gioia. Di gioia, vabbè.
La film non la faccio fuori buona, facesse lei un Senta, io la donna non la so fare, se la vuole fare lei la fa lei, se no ce ne possiamo anche andare, eh. Non mi viene bene. La trasmissione e ce ne non andiamo. c'ho la voce adatta io. La faccia lei se la vuole fare, se no ci fermiamo. Mentre l'uomo invece Certo, l'uomo lei lo sa fare bene, le viene fatto. E stanno facendo il sesso. Sì. Giustamente lei che non ne ha fatto mai. Dice, ma io come capisco quando finisce il sesso? Vabbè, vuole che le faccia anche questa non domanda? Lo può domandare. Guardi, le faccio un'ultima domanda perché poi vorrei sentire di nuovo Mario Biondi. Sì. Allora, mi scusi per l'ultima volta, maestro. Ragazzino. Senta, visto che ho capito finalmente come comincia il sesso, io vorrei adesso sapere come finisce. Come lo capisce? Sì. Sempre dalla donna. Dalla donna. Perché la donna finisce sempre in... mentre l'uomo finisce in... Ah, ho capito. La donna finisce sempre in crescendo, no, mentre l'uomo in diminuendo. Soprattutto in calando. Va bene, d'accordo. D'accordo, va bene. E questo è il sesso. E questo è il sesso, perché l'ho capito, finalmente ho capito. Questo è il sesso. I negozi. Sì, quindi lei si deve aprire, le ha detto il suo assessore, un sexy shop. I negozi dove si vendono cose, che si vende? La Rosa, che quello me l'ha fatto vedere, che ci sono tutti questi negozi da tutta l'Italia, collegati tra di loro con dei piccole telecamere e si mettono le vetrine, tu puoi vedere tutto che webcam. No, dico questi negozi hanno tutte queste piccole telecamere che poi in dei computer picchi si collegano e vedono che cosa lavi, se quella cosa ce lavi chi, se che la roba. Webcam. Questi negozi ci hanno i computer dove tu vedi tutto quello che hanno in tutta l'Italia. I negozi hanno piccole telecamere che si collegano e tu sei in un posto, però c'hai tutti i negozi dell'Italia. Webcam. Che minchia è webcam? Sono le telecamere che si collegano attraverso i negozi e li mettono in rete, così si vedono. Le telecamere, non parla di tutto questo. Ma lei è fissato con francese che tutto parla. Questo è inglese. Non ha importanza. Signor La Rosa, che cosa ho visto? Cosa ha visto? Ma che cosa vedo? Cosa ha visto? Non saccio, so sapete. Signor La Rosa, cazze di tutti i tipi. Come? Cazze da donna. Calze. Cazze a rete, cazze vellutate, cazze puntineate, cazze che si reggenti che arrivano fino a qua. Vede che le fa ridere. Come si chiamano calze? Cazze reggenti, queste che sono molto belle. Sono molto belle, ma si chiamano autoreggenti. Calze autoreggenti. Auto. La cara che cammina a piedi, sempre auto. Anche se cammina in bicicletta, perché sono sospese qui, sono autoreggenti. Poi hanno cazze integrali che ti arrivano qua come se fossero cazze che ha presa d'aria. Poi hanno stivali di pelle, stivali di stoffa, scarpe a punta, signor La Rosa, che al posto del tacco e autotanto hanno un chiodo. Sì. Te hanno un po' di scarpa andata a testa, ti fa un portuso da croce. Perché guardi, in questi negozi hanno tutti oggetti sadomaso. No, quale San Tommaso, tutte cose vastate. Ma che c'entra? Niente. Ma lasci stare i santi, per favore. Sono oggetti sadomaso che servono a soddisfare il piacere dei clienti, anche quello estremo. E poi c'hanno tutti i tipi di mutande. Tutti i tipi di mutande. Mutande a pantaloncini, mutande sgambate, mutande a longa, mutande a corta, mutande di pelle, tutti i tipi di piedizola. Questi piedizoma che per tagliarle ci vuole la lente di ingigandimento. Lei li fa ridere perché non si chiama piedizoma, si chiama perizoma. E insiste un'altra volta. Perizoma. In siciliano peri, in italiano piedi. Piedizoma. Vabbè, d'accordo, vabbè. Domani le signore vanno in un negozio di lingerie e chiedono mi dia un piedizoma. No, ci devono dire mi dia un perizoma. Ma così che ti pensano stazza urda da una casa. Vabbè.
E che cos'è questo perizoma? Lo sappiamo? È uno slip succinto. No, sottocinto si porta. Nico. No, succinto, piccolo. Piccolo. Una cosa che c'è ma non si vede. Esatto. Il suo slalom questo. Sì, lo slogan. Pedizoma. Una mutanda che c'è ma non si vede. Va bene. È un filo. Sì. È un filo che parte da qua, sì, ti gira e tutto torna. Non è proprio un filo, è più... Se c'è qualche signora Callavi vuole salire un attimo... Ma che sta dicendo? Ferme! Lasci stare, state ferme al posto! È un momento di cultura! Ma signor Rosa, questo è un momento di cultura? Momento di cultura! Ma che vuole fare? Quark? No, li faccio tutti io, no qualche. Tutte. Ferme! Se la signora si vergogna che viene, si mette dietro la tenda e si mette così la faccia non si vede. Ferme, non gli date retta. Prego. Ma lei è antico. Ma che sono antico? Ora mostriamo il piedizoma a tutti. Qua. Per farlo capire. Vabbè, va, perché questo filo che parte di qua, che gira e arriva qua, sì, come arriva qua di nuovo, Ido scende davanti e sale di dietro, sì, con un gruppo di dietro, sì, e annocca davanti, sì, o viceversa. Un gruppo davanti e annocca a seconda del modello. Questo è il piedizoma, sì, che poi io dico, sì, ma alle donne, io ci vorrei fare una domanda, io ho una domanda da porci. Sì. Ma questo piedizoma, ma che ve lo mettete a fare? E lei qualche volta? Io una volta ce l'ho chiesto a una donna. Sì? Sapete che mi ha risposto? No. Dice, sai, è così comodo. No. Ma può essere comodo. No, il perizoma può essere erotico, può essere sensuale, ma no, può essere bello a vedersi, ma comodo no. Comodo che noi uomini, noi uomini, non stai parlando con lei. No. Noi uomini, quelli veri che portiamo la mutanda, chi da classica, sì, chi da gamboletta, sì, chi da canacchiappi in acchiti che ce li tiene tutti. Sì, sì, lei sta parlando della culotte. Bravo, che ti commoglia le culotte, le fiancotte, la panciotta, ti commoglia tutta. Io per fare un baro di mutande ci vuole una fotera di cuscino matrimoniale. Sì. Noi uomini che ci mettiamo queste mutande quando per disgrazia qualche mattina capita, a chi non è capitato, che quando tu ti vesti magari sei messo un po' questo e l'elastico si sposta di 2 centimetri, cioè invece di essere qua è qua, 2 centimetri. A mala giornata. È vero. Cioè, a mala giornata. Sì. Tutto il giorno è in giro per lavoro, va a parlare. Senti, ti volevo dire per quella cosa. Scusa un attimo. Allora, ti stavo dicendo per quella cosa, io stavo pensando che se fosse non c'hai pace. Come si fa a stare con due filo messo in mezzo, signora? È una cosa misteriosa. Difficilissima, quindi non è comodo, signore. Sarà bello, comodo, sarà sensuale, sarà erotico. E poi non solo questo, signore, ma ci ha levato magari la poesia, cioè? Quella bella poesia, noi che negli anni 70, negli anni 80 eravamo giovani. Che abbiamo cresciuti con quella frase famosa che quando vedevamo passare una bella donna, io appoggiato un do palo do divieto di parcheggio, di sosta, davanti al bar, appoggiato giornate, mesi, anni, magari un palo avevo pigliato a me forma precisa così, quando passava una bella donna che pare che trovava un pugnoccato pensavi, ma come ci dicessi, da frase famosa. Qual era? Ditemi se non è vero. Qual era? La frase era gioia. Gioia. A come ti scicassi mutande. È vero, è una frase antica, non è volgare, perché c'era dentro quasi tutta una voglia, no? Una voglia di... C'era l'immagine di chi c'era chi scicava. Sì. Crack. Ora che c'è scicato? Niente. Chi c'è dire? Che cosa ci può dire? Al massimo ci potesse dire gioia, a come da moglie a gurdetta. Vabbè, lasciamo stare. Lei non si può aprire neanche un sexy shop. Il signor Litterio Salisi, Enrico Guarneri. Ci vediamo dopo Enrico Guarneri.